essere. Violentissimo nubifragio nella notte nel Bellunese, particolarmente colpita Cortina d'Ampezzo, allagamenti e frane. A Livinalongo morto un 48enne, forse colpito da un fulmine. Maltempo in montagna, caldo torrido in pianura, decine di accessi ai pronto soccorso. A Castello di Godego un 66enne stroncato da un malore nell'auto bollente. Caldo e afa, preoccupazione anche per chi lavora all'aperto in capannoni non condizionati. All'Electrolux, fabbrica bollente, gli operai scioperano, l'anguria offerta dall'azienda non basta. Punta il fucile al tabaccaio e mascherato da Anonymous, lo rapina di 1.000 euro mentre un complice lo aspetta all'esterno. Terrore a Sandona di Piave. Era stato condannato per aver picchiato la moglie, ora avrebbe ripetuto i comportamenti violenti nei confronti della nuova compagna, 49enne padovano rinchiuso in carcere. Ieri le immagini di una discarica lungo le rive del Piave a Fagarè, ora il sindaco di San Biagio annuncia pronta una bozza di riqualificazione dell'area. Sarà un altro weekend da bollino rosso su strade e autostrade del Veneto, le previsioni del traffico di CAV, sarà un fine settimana bollente con rallentamenti e code già da domani. Buongiorno, ben ritrovati con la prima edizione dei telegiornali di Antenna 3, l'avete sentito dai titoli, è stata una lunga notte quella da poco trascorsa sul Bellunese, un violento nubifragio ha colpito l'area dolomitica, particolarmente colpita la Valle Ampezzana con danni a Cortina d'Ampezzo. Sentiamo. Dopo il caldo record è arrivato il maltempo, un nubifragio violentissimo si è abbattuto ieri sera sul Bellunese, causando danni ingenti, particolarmente colpita l'area di Cortina d'Ampezzo con frane, smottamenti ed allagamenti. Ancora da chiarire le cause del decesso di un 48enne trovato morto a Livinalongo, decesso che potrebbe essere stato causato da un fulmine. Dalle 22:30 di ieri la pioggia ha flagellato la Valle Ampezzana, i danni maggiori alla Cedel, Col, Mortisa e Val, esondati alcuni torrenti. A Mortisa un ponte è stato letteralmente divelto dalla furia dell'acqua, evacuate un'abitazione ed un ristorante, allagamenti in diverse case. La strada regionale 48 delle Dolomiti è stata chiusa per tutta la notte. Al telefono il sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina. C'è stata una bomba d'acqua piuttosto circoscritta che ha creato una serie di danni più infrastrutturali, diciamo, fortunatamente non ovviamente alle persone, e quindi diciamo è stata una lunga notte, alcune delle problematiche sono rientrate e comunque ci sono stati dei danni, in particolar modo diciamo di allagamenti su alcuni seminterrati di alcune abitazioni, e poi c'è stato un crollo di un piccolo ponte su una strada comunale, oltre al fatto che è stata interrotta diciamo per la notte, ma è già stata riaperta la strada regionale 48, quella che porta al Passo Falzarego. Nello specifico ovviamente noi sono tutte situazioni che monitoriamo, però in effetti c'è l'eccezionalità, qualche volta c'è stata l'anno scorso in Alverà, quest'anno nella parte opposta della valle, appunto sulla zona così definita sotto le Tofane, però fortunatamente in questa occasione insomma non si registrano danni alle persone, problemi alle persone, ecco, un danno che riguarda ovviamente più alcuni allagamenti, e comunque diciamo che contiamo nel breve di risolvere questo tipo di problema. Ecco, avete sentito nel servizio la notizia del decesso di un 48enne a Livinalongo. Non erano certe le cause del decesso, proprio poco fa è arrivata la conferma da parte dei carabinieri. Stefano De Vic è morto dopo essere stato colpito da un fulmine. Ieri sera alle 19:30 era uscito di casa per osservare con il binocolo la sua stalla sui monti ed è stato appunto colpito da un fulmine che non gli ha lasciato scampo. Il maltempo dunque in montagna con i problemi che avete sentito, il caldo invece che continua ad attanagliare la pianura e le città del Veneto con 2 decessi e decine di accessi ai pronto soccorso della regione. 48 ore da bollino rosso da oggi con Venezia e Verona nella morsa dell'Afa, termometro anche a 38 gradi, ma è la persistenza del calore a provocare i danni maggiori.
lavoratori. Andiamo con il prossimo servizio nella Marca, dove si è registrata purtroppo una vittima. Sentiamo. Le alte temperature di questi giorni hanno mietuto una vittima anche nella Marca trevigiana. Il persistere di caldo e afa ha indebolito il cuore di un 66enne di Castello di Godego, Pierino Beltrame, che ieri mattina alle 9 si è messo in macchina, ma dopo poche centinaia di metri è stato colpito da un malore al volante. In via Postumia, la sbandata, all'uscita di strada, l'immediata richiesta di aiuto al SUEM 118 da parte degli automobilisti testimoni dell'incidente. La corsa in ospedale, dove Beltrame è morto dopo poche ore. Una giornata rovente, quella di ieri, con malore anche nelle aziende. Un giovane operaio ha perso i sensi in un capannone della Castellana, una ragazza nella medesima zona si è sentita male in casa. Decine i cittadini assistiti nei vari pronto soccorso della provincia, da Treviso a Oderzo, da Montebelluna a Conegliano, prevalentemente anziani, in cui i livelli di calore e umidità hanno peggiorato patologie già preesistenti. E all'Electrolux di Susegana è scattato lo sciopero a causa delle temperature elevate in fabbrica. Non è bastato per risolvere il problema offrire agli operai delle fette di anguria. Sentiamo. Non è possibile pensare che i lavoratori, a prescindere dalla temperatura, lavorino sempre nelle stesse condizioni. Siamo esseri umani e ciò che sta accadendo non è umano. C'è gente anche che sviene, mancamenti. Temperature insopportabili all'Electrolux di Susegana, ma l'azienda ai lavoratori è andata incontro solamente offrendo anguria in sala mensa e ipotizzando di spostare i turni di giorno alla notte, idea respinta come provocatoria dai sindacati. Ieri abbiamo superato i 35 gradi, oggi sarà ancora più caldo dentro in fabbrica ed è la condizione peggiore perché insieme alle temperature alte i ritmi delle catene di montaggio sono ritmi altissimi. Noi lavoriamo a ogni 45 secondi un frigorifero e in 45 secondi si fanno anche 10, 15, 16 azioni di montaggio. Abbiamo chiesto all'azienda di tener conto di questa condizione eccezionale e di avere delle pause aggiuntive, 10 minuti ogni ora sia ciò che serve. Vuol dire aggiungere 20 minuti a ciò che c'è solo per questi giorni e per le ore più calde stiamo parlando, quindi troviamo strano il comportamento dell'azienda che ha dato delle buonissime angurie ma non dà le risposte ai bisogni di salute dei lavoratori. Solo così per i rappresentanti dei lavoratori si possono evitare malori e ritmi pericolosi. Il personale ha adottato autonomamente le precauzioni del caso. I lavoratori nelle ore più calde stanno facendo delle pause auto-organizzate, autogestite, noi facciamo un quarto d'ora circa ogni ora e mezza di lavoro e con questo abbiamo risolto momentaneamente il problema. Minuti di pausa retribuite e minuti di sciopero, dunque 45 complessivi nell'arco della giornata, limitati a questa ondata di caldo eccezionale che andrebbe affrontata, secondo i lavoratori, con piani studiati per tempo, non certo con l'anguria. Ed ancora cronaca dal Veronese, un giovane di 20 anni è morto in un incidente stradale avvenuto a Garda, sulla strada statale gardesana orientale. Secondo una prima ricostruzione il giovane era in sella al suo scooter quando per cause ancora in corso di accertamento si è scontrato frontalmente con un furgone. L'impatto è stato violentissimo e il giovane purtroppo non ha avuto scampo. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia stradale. Ed ancora cronaca dal San Donatese, punta il fucile contro un tabaccaio. L'uomo mascherato da Anonymous ha seminato il terrore in una tabaccheria a San Donà di Piave. Sentiamo, ci aggiorna al telefono Anna Maria Parisi. Buongiorno. Sì, buongiorno da San Donà di Piave, dove si attende a ore la convalida del fermo per l'arresto di due ragazzi del posto di 25 e 31 anni, due italiani che lunedì scorso verso le 18:40 hanno rapinato armati di fucile, un fucile da caccia, la tabaccheria che si trova in via Orcaglia, alla periferia di San Donà di Piave, la tabaccheria del nome Geria Brussolo. Erano appunto le 18:40 quando uno dei due rapinatori con il fucile da caccia al braccio, mascherato al volto con la maschera di Anonymous, ha puntato il fucile contro il proprietario della tabaccheria intimandogli di consegnargli tutto il denaro presente in cassa, 1.000 euro in tutto. A quel punto è scappato con il complice che faceva da palo e lo attendeva in macchina, ma hanno avuto le ore contate perché a incastrarli, oltre alle telecamere di videosorveglianza della tabaccheria,
anche il racconto del tabaccaio. Quest'ultimo infatti ha permesso il loro arresto. A incastrare 2 complici già noti alle forze dell'ordine e la macchina con cui hanno eseguito la rapina, che era una Romeo, una Alfa Romeo nera sprovvista di targa. I 2 sono stati quindi rintracciati dai carabinieri di San Donà di Piave, dal nucleo operativo dei carabinieri di San Donà di Piave, dove a casa di uno dei 2 complici. E quindi per il momento da San Donà di Piave è tutto, restituisco la linea allo studio. Proseguiamo con la cronaca. Da Tiene, violento litigio in famiglia, un bimbo di 6 anni è finito all'ospedale. Sentiamo. Tiene, bimbo di 6 anni ricoverato in pediatria all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Il piccolo, residente nel Tienense, con mamma e nonna, è stato ricoverato per un ematoma alla testa, compatibile con una possibile caduta accidentale, ma avrebbe anche segni di gravi botte e percosse. Su quest'ultimo aspetto si concentrerebbero terribili sospetti. Il piccolo è arrivato all'ospedale dopo che i vicini di casa, sentite urla e un litigio violento tra madre e nonna, hanno allertato i militari. Litigi violenti che, come accertato dall'Arma dei Carabinieri, sempre sentendo i vicini, sarebbero frequenti all'interno del nucleo familiare. In base alla cartella clinica e alle testimonianze dei vicini, militari della compagnia di Tiene hanno così provveduto ad inoltrare le carte alla procura, avviando al contempo la procedura di tutela che passa attraverso i servizi. Era stato condannato per avere picchiato la moglie ed ora avrebbe ripetuto i comportamenti violenti nei confronti della nuova compagna. Un uomo di 49 anni è stato arrestato e posto in carcere. Sentiamo. Torna in carcere un uomo di 49 anni accusato di abusi contro la moglie. Qualche anno fa era stato condannato dal Tribunale di Belluno a 1 anno e 4 mesi per aver picchiato la moglie rompendole alcune costole, una pena scontata agli arresti domiciliari lontano dalla casa familiare. In seguito il 49enne si era trasferito a Padova, dove aveva trovato una nuova compagna, e la donna, dopo alcuni litigi, ha denunciato di essere stata a sua volta picchiata, e così il caso è stato ripreso in mano dal Tribunale di Sorveglianza Speciale, che ha deciso per il trasferimento dell'uomo in carcere. E torniamo ora a parlare del decreto dignità, mentre continuano gli attacchi da parte del mondo imprenditoriale ed artigiano al provvedimento del ministro Di Maio. Il governatore Luca Zaia invita le aziende ad avere fiducia. Il lavoro di modifica della Lega, assicura, non è finito. Sentiamo. Il decreto dignità sarà un cappio al collo per gli imprenditori. Non usa mezzi termini il presidente di Confindustria Veneto Matteo Zoppas, che dichiara tutta l'insoddisfazione del mondo delle imprese per le modifiche apportate al decreto originario, su iniziativa soprattutto dei parlamentari leghisti. Ci sono imprenditori che sono arrivati a gesti estremi, ricorda Zoppas. Una miriade di piccole e medie aziende non sono mai uscite dalla crisi e sono in gravissime difficoltà. Questo decreto, anche con le correzioni apportate finora, le farà chiudere, aumentando la disoccupazione e il precariato. Un appello raccolto dal governatore Luca Zaia, che assicura il lavoro emendativo della Lega non è finito. Noi abbiamo sempre un ottimo rapporto con il nostro popolo veneto, che è rappresentato, pensi, da 600.000 imprese, le quali hanno l'80% meno di 15 dipendenti, quindi sono piccole e medie imprese, che non è un modello fordista. Dall'altro voglio anche ricordare che noi siamo a fianco alle imprese, ai lavoratori. Il decreto dignità pone una questione che è quella del precariato. Ovviamente bisogna trovare un equilibrio tra l'esposizione verso l'impresa e l'esposizione verso il lavoratore. I nostri parlamentari stanno portando avanti la loro azione di modifica anche in queste ore, garantisce Zaia. Attendiamo la versione definitiva prima di dare un giudizio. Io sto seguendo questa partita, ho girato le osservazioni degli imprenditori in termini sospetti, come l'hanno fatto i parlamentari. Una lettera? No, come l'hanno fatto i parlamentari, tutti i parlamentari sono stati interessati. E ripeto, l'azione emendativa della Lega in Parlamento è evidente, è lì leggibile, per cui l'imprenditore può vedere cosa ha proposto la Lega rispetto a quello che era il decreto originario uscito dal Consiglio dei Ministri. Difende invece il provvedimento il capogruppo grillino in regione Jacopo Berti, secondo cui le imprese non hanno nulla da temere. La Lega da una parte a Roma voterà convintamente questo decreto, e invece qua Zaia si vede per stare con 2 piedi nella stessa scarpa, cerca di stare da una parte e dall'altra. Io dico che bisogna essere poi molto concreti, e questo è un decreto che, ripeto, ridà slancio al lavoro, lo fa attraverso delle misure economiche importanti per stabilizzare situazioni lavorative e quindi ridare a imprenditori e lavoratori la dignità di poter lavorare in questo territorio.
Critiche di segno opposto a quelle degli industriali arrivano invece da Liberi e Uguali, che accusa i 5 Stelle di timidezza nel difendere i diritti dei lavoratori. Non sarà questo decreto a riportare la dignità per i lavoratori, intanto perché è contraddittorio, fanno dei passi in avanti in alcune materie, dei passi indietro immediati, neanche il tempo di presentarlo che già l'avevano modificato. Primo weekend di esodo d'agosto e traffico da bollino rosso sulle tratte autostradali gestite da CAV. La società concessionaria prevede infatti anche per questo fine settimana la possibilità di code e rallentamenti, soprattutto nelle giornate di venerdì e sabato, quando si concentreranno la maggior parte delle partenze dei vacanzieri. CAV ha previsto per questo fine settimana un bollino rosso per traffico critico che riguarderà domani venerdì 3 specie in direzione Trieste e sabato 4 agosto in entrambe le carreggiate, direzione Milano e Trieste, dove potranno verificarsi incolonnamenti, in particolare tra Padova Est ed il bivio tra la A4 e la A57 e in corrispondenza della barriera autostradale di Venezia Mestre. Domenica 5 agosto, giornata da bollino giallo con traffico intenso in entrambe le direzioni. In particolare, in base ai dati statistici, le previsioni parlano di un picco di traffico sabato in A4 in direzione Trieste. Nella stessa direttrice lo scorso anno sul passante, sempre nel primo sabato di agosto, si sono registrati quasi 60.000 transiti corrispondenti ad un traffico superiore di oltre l'80% rispetto a quello che mediamente interessa la carreggiata est in un sabato normale. Ricordiamo che anche in questo fine settimana per i mezzi pesanti è vietata la circolazione in autostrada, domani venerdì dalle 14 alle 22, sabato 4 agosto dalle 8 alle 22 e domenica 5 agosto dalle 7 alle 22. E ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco. E rieccoci in diretta con la prima edizione dei TG di Antenna 3. Andiamo ora a Treviso. Multe a chi siede sui muretti della città, giro di vite dell'amministrazione comunale, ma sulla questione interviene l'ex sindaco Gentilini, che non è convinto, sono multe che non verranno mai pagate, dice. Sentiamo. Combattere il degrado ma anche garantire una maggiore sicurezza. Casugana dichiara guerra a chi siede su muretti o si stende su panchine, in particolar modo nelle zone di Via Roma e Ponte San Martino. Da alcuni giorni sono iniziati i presidi della polizia locale con le conseguenti diffide. Questo in applicazione dell'articolo 37 del regolamento di polizia urbana che 14 anni fa l'allora sindaco Giancarlo Gentilini invocò contro chi sostava sui muretti o lungo i ponti. Allora però le multe non vennero applicate, ma si preferì una sorta di azione preventiva. Avevamo impedito il modo di sedersi e sopra i muretti avevamo messo tutte fioriere. Nessuna distinzione tra cittadini italiani o extracomunitari, ma secondo Gentilini, visto che spesso si tratta di persone straniere, le multe, spiega, rischieranno di cadere nel vuoto. Sono multe che sono così nelle idee, ma sono un vento che non soffia e che non porta nessun vantaggio, perché sono multe irrecuperabili. Fai, caro sindaco, fai come Gentilini, metti fiori in tutti soprattutto i parapetti e tutte quante, in modo da passare alla storia Treviso in fiore. Critica nei confronti dell'amministrazione comunale, coalizione civica per Treviso. Di fronte a questo tipo di questioni ci sono già dei regolamenti in vigore, ci sono già delle sanzioni previste e non è necessario scatenare la polizia locale rispetto a questo tipo di problematiche. Il problema vero è che enfatizzando questo tipo di situazioni si crea nei cittadini una sensazione di insicurezza che non è confermata dai fatti. Tram di Padova si va avanti, confermato dal governo il finanziamento di 56 milioni di euro per il completamento dell'opera. Sentiamo.
La firma nero su bianco è quella del ministro alle infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli. Il tram di Padova si farà. Deliberati dalla conferenza unificata Stato-Regioni 56 milioni di euro che il governo Gentiloni aveva assegnato alla città di Padova a fine anno. Nessuna marcia indietro come si temeva inizio estate, solo una verifica delle opere avviate del precedente governo per il ministro targato 5 Stelle che alla fine ha dato il via libera. A mettere il sigillo il riparto dei fondi stabilito dalla conferenza Stato enti locali presieduta proprio dal ministro veneto Erika Stefani. Mercoledì pomeriggio il sì, oltre 1 miliardo il piano pronto a essere finanziato, di questi 56 milioni andranno a Padova. Una settimana densa per la città con il sindaco Sergio Giordani che ancora una volta ha ringraziato il governatore Zaia che con il suo sì in conferenza ha dato il via anche all'iter del tram. Il comune è pronto ad andare avanti e spera addirittura di portarsi a casa i 2 miliardi per la realizzazione del SIR 2. Il bando scade a dicembre. Intanto si parte con il progetto che prevede l'apertura dei cantieri tra 2 anni. A Venezia ora perché fioccano le ipotesi sul mistero dei 2 scheletri ritrovati sotto la pavimentazione di Piazza San Marco, scheletri che potrebbero risalire addirittura prima dell'anno 1000. Sentiamo. 2 scheletri umani, forse risalenti a più di 1000 anni fa, sono stati scoperti a Venezia durante i lavori nella Basilica di San Marco per la messa in sicurezza dell'ingresso dall'acqua alta. Sono i resti di un uomo e una donna, sepolti assieme. Sono venuti alla luce pochi giorni fa e i lavori si sono fermati per l'intervento della soprintendenza, che al momento non si è pronunciata sulla scoperta. Le ossa sono ora allo studio da parte degli archeologi, i resti sarebbero in buono stato di conservazione. Le salme erano una sopra l'altra, divise da uno strato di terreno che in base alle prime analisi potrebbe risalire al Medioevo. A scoprirle sotto alcuni metri di terra gli operai al lavoro, davanti alla parete sud della basilica e alla porta della carta di Palazzo Ducale. In attesa della datazione al carbonio 14 fioccano le ipotesi su quello che per ora è un affascinante mistero dell'archeologia. Non risulta che in quell'area vi siano mai stati cimiteri, fa presente l'esperto di storia veneziana Pieralvise Zorzi, né che la superficie della basilica sia mai stata ristretta. I pochi elementi al momento resi noti fanno pensare a un'epoca molto remota. Sembra essere una sepoltura frettolosa più che rituale, perché non credo che sia stata ritrovata una lastra di pietra o qualche cosa che se marcasse questo sepolcro. Quindi fa pensare a una sepoltura frettolosa. È difficile fare una sepoltura frettolosa sotto delle lastre di pietra, quindi mi viene da pensare che sia stata fatta ancora prima che la piazza venisse pavimentata, perché è più facile scavare la terra che spostare dei mattoncini. L'ipotesi porterebbe a datare i 2 scheletri agli inizi del IX secolo, quando al posto della basilica vi era il castellum dei Parteciaci, all'epoca del trasferimento della sede dogale nelle isole Realtine. A meno che non sia qualche cosa, paradossalmente, tanto per fare un'ipotesi invece veramente assurda, di molto recente, cioè qualche cosa avvenuta in un momento in cui le cose non si potevano controllare, vuoi per i bombardamenti, vuoi per la rivoluzione del 48, vuoi per qualsiasi cosa, e si sia scelto di fare la fatica di spostare invece le lastre di pietra e seppellire lì 2 persone che avevano espresso questo desiderio e probabilmente lo meritavano in qualche modo. Torniamo ora a parlare dell'allarme lupi sul Grappa, perché esplode la rabbia dei malgari pronti ad abbandonare la montagna. Sentiamo. Se continuiamo con queste aggressioni noi siamo decisi a scaricare. La convivenza è impossibile, o stiamo qua noi o restiamo qua loro, insomma. Incontriamo Giovanni Raccanello nella sua malga di Val delle Foglie, a quota 1390 metri sul versante trevigiano del massiccio del Grappa. È preoccupato per quanto accaduto l'altra notte ad una delle 150 vacche che ha portato in quota per la stagione dell'alpeggio. La bovina, per difendere il suo vitello di appena 20 giorni dall'attacco dei lupi, è rimasta ferita alle zampe anteriori. Sono accaniti contro il vitellino del gruppo delle limousine. La madre, per difenderlo, è stata aggredita la madre praticamente, ma siccome è un animale che pesa 700 kg, hanno fatto fatica a
bloccarlo. Abbiamo deciso di farla rientrare a casa insieme alle altre che hanno partorito qua in Maiga. Torneranno in pianura dunque al riparo dai lupi, diversamente non si può fare, è troppo rischioso tenerle in quota con i predatori che si aggirano indisturbati tra i boschi e aspettano il buio per attaccare il bestiame, un vero e proprio incubo per questi allevatori. La politica ha dimostrato non tanta sensibilità per gli allevatori. È stata sempre dalla parte del lupo e questo lo continuo a dire, perché anche il problema dei collari, adesso che lo mettono i collari e i capi branco, ormai che li prendono per metterli i collari è meglio che li caricano, li portino via, no? L'abbandono sarebbe davvero un brutto colpo per il Monte Grappa. Se noi stiamo via 2 anni da questi pascoli diventano un grovo di rovi e di ginepri, eccetera. La presenza dei bovini e anche degli ovini garantiscono il mantenimento di questo ambiente che è bellissimo come lo vediamo adesso. Torniamo ora a parlare della discarica che vi abbiamo documentato con i nostri telegiornali, scoperta e segnalataci da un telespettatore sulle rive del Piave. Ora la replica del sindaco di San Biagio di Callalta. Sentiamo. Un'area ai confini tra i territori di Ponte di Piave e San Biagio di Callalta, ma di competenza di quest'ultimo comune da tempo, a conoscenza di quello che succede sulle rive del fiume Sacro alla Patria. Nel tempo abbiamo visto che c'è una frequentazione, diciamo, particolare, non consona a quello che è il luogo. Questi incivili sappiamo che ci sono, lasciano i rifiuti dopo aver trascorso la propria giornata presso il Piave. Le nostre telecamere avevano documentato la presenza di cumuli di sacchi di immondizie tra la vegetazione, addirittura di un camper dato alle fiamme parcheggiato nell'area antistante l'accesso al fiume. Abbiamo già provveduto la settimana scorsa a far portare via una montagna di rifiuti, perché è una montagna, attraverso quelli che sono gli strumenti dell'amministrazione comunale. Per quanto riguarda il camper ci vuole un po' di più, perché quello è, diciamo, lo metto tra virgolette un corpo di reato, perché è stato un incendio doloso e quindi c'è una procedura in atto, e però conto a breve di poter far rimuovere anche quel relitto. Fino a qualche tempo fa l'area era di proprietà di un altro ente, poi il comune di San Biagio ha deciso di acquisirla per poter intervenire. Al momento si tratta solo di una bozza, ma sulla carta già protocollato c'è un progetto per un investimento di circa 200.000 euro che punta a riqualificare l'intera area. L'intervento che stiamo pensando è quello di una riqualificazione di quell'ambito che è l'accesso al Piave, in modo tale che ci siano i posti auto, che ci sia la possibilità anche di usufruire in modo diverso quello che è il luogo, ma sicuramente anche illuminazione e videosorveglianza. Questo darà modo, farà sì, auspichiamo che faccia sì, che non vengano più abbandonati i rifiuti, perché ci sarà un occhio elettronico che controlla il sito. E se anche voi avete delle segnalazioni da fare alla nostra redazione, c'è uno spazio proprio a disposizione di voi telespettatori, lo dico ad antenna, è la rubrica per le segnalazioni. Potete utilizzare l'indirizzo mail redazione@antenna3.it oppure lasciare un messaggio alla segreteria telefonica allo 042202300898 o ancora scrivere un sms o un messaggio WhatsApp al 351 1755 340. Ed è tutto per questa edizione, vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo per le prossime ore. Buon pomeriggio. Ben ritrovati al meteo. Alta pressione e dunque bel tempo sul Triveneto, ma con qualche temporale. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto ampio soleggiamento, sarà dunque una splendida giornata all'insegna del sole su tutti i settori. Al pomeriggio, tuttavia, si accenderà l'instabilità sulle Alpi e sulle Prealpi con qualche temporale localmente fin verso le medio-alte pianure. Temperature minime tra 21 e 26 gradi, valori massimi compresi invece tra 30 e 36 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli, Venezia e Giulia. Poche novità, situazione molto simile con qualche pioggia al pomeriggio sui rilievi alpini e prealpini e sulle medio-alte pianure. Ampio soleggiamento invece altrove con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime comprese tra 22 e 23 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 32 e 35 gradi circa.
Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, con tanto sole al mattino e con accesa instabilità invece dal pomeriggio, con temporali piuttosto frequenti, localmente anche di moderata intensità. Concludiamo con le temperature. Le minime saranno comprese tra 22 e 23 gradi, valori massimi compresi invece tra 33 e 37 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.